di San Pantalone ha un volto. In un video diffuso sui social network, un collettivo inglese di parkour rivendica il gesto e scrive: sfidiamo gli avvertimenti del sindaco. Ci metteremo al lavoro subito, anche se si trovano in Inghilterra, ce li andremo a prendere lo stesso. L'annuncio del comandante della polizia locale Agostini dopo la rivendicazione dei tuffatori di San Pantalone. Le associazioni remiere di vela della Laguna tornano a sfilare in corteo contro il moto ondoso. Domani mattina un corteo acqua al canale della Giudecca, in una delle zone critiche per le barche a remi. L'assessore Costalone annuncia un nuovo regolamento anche per le bancarelle stop ai passaggi di proprietà per evitare l'accumulo delle multe e pagamento anticipato con un fondo versato a inizio attività. Contro lo spaccio a Mestre arriva un'ordinanza che limita l'uso di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita in alcune aree del centro città, in particolare nel rione Piave. Tutto è pronto stasera per uno degli appuntamenti più suggestivi targati da Venice Marathon. Sarà l'occasione per tutti anche per riscoprire una Venezia diversa e più suggestiva. Aspettando la dunata degli alpini questa sera, dalle 21 in diretta dal Duomo di Motta di Livenza, vivremo le emozioni alpine nei brani più suggestivi e indimenticabili interpretati dal Coro dei Cori. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque questi i titoli, lo avete sentito, il tuffatore dal Palazzo di Trappiani di San Pantalone ha un volto. In un video diffuso sui social network, un collettivo inglese di parkour rivendica il gesto e scrive: sfidiamo gli avvertimenti del sindaco. A questo proprio bisognerebbe dargli la patente dello stupido. Lo dico perché poi se pubblicherà sta roba sui social, lui e il suo compare, adesso stiamo cercando di identificarli. Come faceva presagire il massiccio dispiegamento di videocamere, l'autore del tuffo del Palazzo di San Pantalone e i suoi complici si sono identificati da soli, da Londra. Giusto il tempo di montare in un filmato questa, come altre imprese compiute in quelli che definiscono 3 giorni di selvaggia avventura a Venezia, e postarle con un titolo provocatorio indirizzato proprio al primo cittadino, sfidando gli avvertimenti del sindaco. Si tratta di un collettivo inglese, FAT, che si definisce una squadra professionista di parkour. All'inizio del video si raccomanda di non provare a fare ciò che si vede. I protagonisti sono atleti professionisti con un lunghissimo allenamento alle spalle. Come ricostruito dai residenti, la salita sul tetto di San Pantalone è avvenuta arrampicandosi sulle impalcature che si trovano dietro al palazzo. Che in canale ci sia un costante passaggio di barche se ne accorge anche il tuffatore. Una volta in cima, per un attimo l'idea di rinunciare. Dopo il tuffo, il gruppo si rende conto che la gente è arrabbiata, dice uno di loro. Nel sottopancia del video c'è scritto addirittura che la città li odia. Tanto non tornerò più a Venezia, dice quest'altro ragazzo, nel mezzo di un quarto d'ora di video che un susseguirsi di acrobazie pericolosissime, dove un mezzo passo falso può avere conseguenze gravissime se non mortali. I divieti d'altronde esistono non per il gusto di proibire qualcosa, ma perché non si commettano azioni pericolose per sé e per gli altri. Se non li si rispetta, anche la più ardita prestazione sportiva si riduce ad una bravata che, quando non finisce male, viene premiata con una multa. Poco dopo la rivendicazione del gruppo protagonista del tuffo dal Palazzo di San Pantalone è arrivato il commento del comandante della Polizia Municipale di Venezia, Marco Agostini, che parlando con l'AGI ha detto: ora ci metteremo al lavoro subito, anche se si trovano in Inghilterra, ce li andremo a prendere lo stesso, come abbiamo fatto nel recente passato in Francia. Non si conosce ancora l'identità dei protagonisti, ma le forze dell'ordine hanno comunicato di essere già sulle loro tracce. Le associazioni remiere e di vela della Laguna tornano a sfilare in corteo contro il moto ondoso. Domani mattina un corteo acqueo al canale della Giudecca, in una delle zone critiche per la navigazione delle barche a remi a Venezia. Ha attaccato la retro, ci è venuto addosso, perché ci è venuto praticamente addosso, abbiamo dovuto fare una manovra d'emergenza andando a finire quasi contro il palo della luce di cemento a lato. Ha appena rischiato un incidente contro un grosso barcone a motore, questa vogatrice della Bucintoro. Domenica mattina le 35 associazioni della voga e della vela, che come gruppo insieme si battono per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sfileranno in un corteo acqueo lungo il canale della Giudecca contro il moto ondoso. Prima ci siamo censiti almeno 10.000 vogatori e amanti della vela al terzo cercano di scendere nelle acque ed è difficilissimo. Io penso al restauro che è stato fatto dalla provincia di Venezia alla fine del secolo dell'isola di San Servolo, costato 300 miliardi di lire.
E le condizioni dell'isola in questo momento sono crollati grosse porzioni di muratura rifatta completamente 20 anni fa. Basterebbe questo esempio per far capire quanto il moto ondoso distrugga Venezia e quanto la città sia ostaggio di un circolo vizioso in cui si continuano a spendere cifre mostruose per riparare i danni che si continuano a fare. Ad esempio, sfidare le onde del canale della Giudecca con una tipica barca veneziana è un'impresa avventurosa. Conta il numero di barche e soprattutto l'onda che producono queste barche, cioè le carene che ci sono adesso sono molto peggiorate negli ultimi 30-40 anni. Sono barche che per il mare vanno benissimo, ma per la laguna c'entrano niente, anche rispettando la velocità fanno comunque un'onda che è 1 metro. La prima voga lunga contro il moto ondoso è di quasi mezzo secolo fa e il problema era già noto da tempo. Da allora la situazione è peggiorata e nessuno a Venezia ha mai impostato una seria politica che sappia coniugare a lungo termine le esigenze dell'economia con l'introduzione di mezzi acqui idonei a preservarne il suo patrimonio artistico e le sue tradizioni di vita nei canali. Dopo la delibera antipacottiglia, l'assessore Costalonga annuncia un nuovo regolamento anche per le bancarelle stop ai passaggi di proprietà per evitare l'accumulo di multe e pagamento anticipato con un fondo versato ad inizio attività. Sono scelte molto coraggiose, devo dire che ho avuto il parere favorevole di tutto il Consiglio Comunale che ha votato favorevolmente, dopodiché le categorie che abbiamo coinvolto anche loro sono contente perché questa regola viene introdotta per salvaguardare chi lavora nella regolarità. Dopo la delibera antipacottiglia sul commercio fisso, l'assessore Sebastiano Costalonga annuncia a Venezia un'altra piccola grande rivoluzione nel commercio su suolo pubblico, a partire da quella regola che non permetterà più cambi di proprietà per scampare la somma delle sanzioni. Ogni volta che si fa il passaggio di proprietà, le sanzioni combinate seguiranno la concessione e quindi alla fine nel regolamento abbiamo introdotto che dopo 6 sanzioni nei 12 anni viene ritirata la concessione. Oltre a prevedere il sequestro della merce che viene esposta dove non è concesso, il nuovo regolamento garantisce anche la certezza del pagamento della multa. La introduzione di una fiducione bancaria nel momento in cui una persona vuole fare l'attività. Perché? Perché il solito classico giochetto era quello di aprire e chiudere nell'arco di 1 anno, 2 anni e non pagare multe, sanzioni, tasse, non si pagava nulla. Quindi con questa fiducione bancaria che viene introdotta noi possiamo trattenerci subito la quota casomai che non viene pagata e il gestore dovrà riempire questa fiducione, altrimenti c'è la revoca della concessione. Per prevenire e contrastare episodi di spaccio di stupefacenti è limitato l'uso di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita in alcune aree del centro di Mestre. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro, specificando che la zona interessata è individuata nel rione Piave. La misura arriva dopo la constatazione che soggetti stabilmente dediti allo spaccio utilizzino il monopattino elettrico sia per la vendita di stupefacenti che il trasporto e la fuga. L'utilizzo dei mezzi sarà garantito a residenti, studenti e lavoratori del Comune di Venezia. Oltre alle sanzioni amministrative stabilite dalla legge, l'ordinanza prevede anche il sequestro cautelare del mezzo. E continua la mobilitazione dei cittadini per chiedere che l'ex ospedale Giustinian, oggi sede del distretto sanitario, rimanga vincolato a questa funzione senza altre destinazioni. Oggi a Venezia in mattinata nuovo presidio. Nuovo capitolo della mobilitazione nel centro storico di Venezia per chiedere che la sede del distretto sanitario Giustinian ad Orsoduro rimanga dedicato a questa funzione senza altre destinazioni. Questa mattina nuovo presidio dei cittadini davanti all'ingresso principale del Giustinian, cui hanno partecipato tra gli altri anche i consiglieri regionali Ostanel, Montanariello, Baldini e Lorenzoni, il consigliere comunale Bettini, i rappresentanti delle municipalità di Venezia e dell'Ida Pellestrina. Per i manifestanti, come spiega il loro portavoce, difendere l'utilizzo del Giustinian significa tutelare il futuro della sanità pubblica a Venezia, spiega Enzo Castelli.
solo funzioni sanitarie. L'ospedale Giustinian deve essere la sede per i servizi territoriali dell'ASL, il distretto, la casa di comunità, i poliambulatori, la neuropsichiatria infantile, i medici di base, i pediatri di libera scelta, e rifiutiamo la proposta demagogica improvvisata di Zaia di assegnarlo all'autorità europea contro la corruzione, anticorruzione e antiriciclaggio. Ci sono altri 10 palazzi vuoti di proprietà pubblica in città per l'autorità europea senza che venga a interferire con le funzioni sanitarie necessarie e preziose. Nel mese di aprile verranno organizzate altre iniziative per tenere alta l'attenzione in città su questo tema, sempre molto caldo e che sta a cuore ai veneziani. Il presidente della Biennale, Roberto Cicutto, è intervenuto a Ca' Giustiniana all'inaugurazione della mostra del fotografo Lorenzo Cappellini, di cui la Biennale di Venezia ha acquisito il fondo e l'intero archivio fotografico. È stata inaugurata a Ca' Giustiniana la mostra fotografica B74-78 del grande fotografo Lorenzo Cappellini, di cui la Biennale di Venezia ha acquisito l'intero archivio fotografico e fondo. La mostra documenta in particolare le biennali del cosiddetto dissenso degli anni 70, sotto la presidenza di Carlo Ripa di Meana. La soddisfazione del presidente Roberto Cicutto. L'idea di aprire ad archivi di terzi e non lavorare solo sui materiali è un'idea che io ho trovato e che abbiamo però molto incrementato. È importante avere, come dire, gli archivi dei personaggi che hanno fatto la storia della Biennale, come abbiamo fatto con Ronconi, come abbiamo fatto con Luigi Nono, ma è anche importante avere quelli che l'hanno documentata. L'emozione del fotografo oggi festeggiato. Il complimento più bello fu quello di Mario Pannunzio, che era il direttore e il fondatore del Mondo, che dopo aver visto io ero molto giovane a quell'epoca, e dopo aver visto tutte le mie fotografie mi ha detto: tu da oggi sei il fotografo del mondo. Io ovviamente tutti i fotografi amavano molto lavorare in questo mondo, l'ho abbracciato e ho avuto il coraggio di chiedergli perché. E lui mi ha detto: perché le tue fotografie non hanno bisogno di didascalia. A Ca' Foscari Cicutto ha poi dialogato in un incontro pubblico con il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. Era importante che ci fossero le istituzioni principali della città dal punto di vista culturale, che potessero esprimere anche, diciamo, il loro punto di vista, non solo sulle attività che svolgono, ma sul loro rapporto con la città e la cultura di questa città in generale. Dalle prime ore di questa mattina ha fatto il giro dei social, generando i commenti più disparati. La notizia che alla chiusura di Ratti, lo storico negozio di elettronica in Salizzada San Lio a Venezia, seguirà l'apertura di un ristorante di una nota catena di fast food. Tra i commenti anche quelli di chi si lamenta dell'ennesima chiusura di un'attività commerciale per i residenti, per un luogo che in genere si rivolge ai turisti. Un dibattito che non ha ragion d'essere. Si tratta di un pesce d'aprile del gruppo Venezia.com e da sempre molto vicino alle tematiche cittadine. E tutto è pronto per questa sera per uno degli appuntamenti più suggestivi targati da Venice Marathon. Sarà l'occasione per tutti anche per riscoprire una Venezia diversa e più suggestiva. Si alza ufficialmente il sipario su uno degli eventi più affascinanti al mondo. Il CMP Venice Night Trail è giunto alla 7ª edizione. Tra poco meno di 2 ore, vicoli, carri e campieri di Venezia accoglieranno il passaggio di ben 5.000 runners, che con le loro torce frontali, con tante piccole lucciole danzanti, daranno vita ad una coreografia davvero unica nel suo genere e molto spettacolare per il pubblico e i partecipanti. Un evento davvero molto suggestivo, che è stato di forte richiamo anche per molti atleti stranieri. Quest'anno le nazioni rappresentate sono ben 32 e il paese con il maggior numero di iscritti sono nell'ordine Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria e Stati Uniti. Un altro dato rilevante è il numero di donne iscritte, sono oltre 2.000, che rappresentano il 40% dei partecipanti, tra cui 170 donne straniere. Tra i migliori iscritti spicca il nome del veneziano Nicolò Petrin, vincitore delle ultime 3 edizioni. L'atleta
tesserato per il Vicenza Marathon e di professione panettiere, è pronto a tentare di calare il poker di vittorie. I veterani in gara sono invece Loredana Mizzaro e il tedesco Walter Smith, mentre i più giovani Federica Fieta di 17 anni e Lorenzo Cecconetto e Davide Agostinetto, entrambi di 16 anni. Premiazioni stasera alle 23:30 circa. Seguirà festa finale fino a notte fonda. L'ultima notizia, quindi vi lascio ora alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Domenica delle Palme con condizioni molto instabili, è la prima perturbazione del mese di aprile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la pressione atmosferica diminuisce, al mattino avremo nubi irregolari alternate a schiarite. A seguire aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni a carattere sparso. Temperature in calo, minime tra 3 e 8 gradi, massime tra i 15 e i 19 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente bel tempo, col passare delle ore cielo variabile con qualche rovescio o temporale. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime sui 17 e 18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite più ampie al mattino e possibilità invece di rovesci sparsi nel pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.